Colpo e contraccolpo. Il primo è un colpo di scena. 10 nigeriani indagati per traffico di droga che sarebbero stati rimessi in libertà dal Tribunale di sorveglianza di Venezia per quello che per ora apparirebbe come un vizio di forma. Il contraccolpo invece è politico, sì, perché si infiamma la polemica. Dopo una grande operazione, grazie alle forze dell'ordine, grazie ai magistrati stessi della Procura che hanno lavorato giorno e notte per cercare di assicurare alla giustizia ai responsabili, il provvedimento viene annullato da parte del Tribunale di riesame perché non adeguato, perché non sufficientemente motivato. Credo sia sempre più necessario fare una riflessione su un sistema che con difficoltà i cittadini riescono a comprendere, perché non vedono in qualche modo interpretato quello che è il senso di giustizia comune, ma soprattutto non vedono tutelata quella che è la necessità di sicurezza che viene percepita sempre più come indispensabile. È una vicenda che crea evidentemente perplessità e qualche dubbio. L'ordinanza di custodia cautelare sarebbe stata annullata perché considerata non adeguatamente motivata. I 10 immigrati erano stati arrestati a settembre con un'operazione condotta dalla Procura distrettuale antimafia presentata come attività di grande rilievo. Questa è la prima attività che viene fatta dalla distrettuale a Vicenza, è un'attività di grande rilievo. Era stato il procuratore di Venezia, Bruno Cherchi, a illustrare l'operazione e a spiegarne l'importanza. L'indagine della direzione antimafia di Venezia era stata portata a termine dai carabinieri di Vicenza, una vasta operazione condotta da 320 militari, con cui era stata sgominata quella che gli inquirenti consideravano la principale organizzazione criminale a Vicenza, specializzata nello spaccio di eroina e cocaina, soprattutto a Campomarzo. L'accusa sarebbe quella di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ma i legali degli imputati hanno presentato ricorso, ottenendo dopo poche settimane il ritorno in libertà di 10 dei 29 indagati. Essendo che il tema della sicurezza, della microcriminalità, dello spaccio indica anche una forte percezione negativa da parte dei cittadini, questa percezione la si combatte con l'autorevolezza della giustizia, con la certezza della pena, con la certezza dell'investigazione giudiziaria. E quindi un invito chiaro a tutti al massimo impegno a garantire la certezza della pena in un paese che sta soffrendo da questo punto di vista. Ci vuole assolutamente una riforma chiara anche per quanto riguarda le norme, in particolare per il testo unico sulla droga. Credo che in questo momento una riflessione sia necessaria affinché il sistema non solo entri in linea con quello che è il percepito comune, ma soprattutto diventi più efficace nel tutelare la sicurezza di ogni singolo cittadino.